La mamma di Afra, la piccola di 4 anni morta nel tragico incidente stradale sul Fadalto, è in ospedale accanto agli altri 3 figli. Il più grave è il fratello di 7 anni ricoverato in terapia intensiva. La bambina di 9 anni è in prognosi precauzionalmente riservata, ricoverata in ambiente non intensivo, così come la maggiore di 23 anni. A Conegliano rimane grave anche il conducente della Golf, il 34enne di Vittorio Veneto, che si trova in ambiente intensivo in condizioni stabili. Una tragedia che ha distrutto una famiglia intera. Il pubblico ministero Giulio Caprarola ha aperto un fascicolo d'inchiesta. La mamma, 49enne di origini ghanesi, è stata indagata con l'ipotesi di reato di omicidio stradale. Sul corpo della piccola non sarà effettuata l'autopsia. È stata disposta invece una perizia cinematica per stabilire la dinamica del sinistro e per far luce sul fatto che Afra fosse o meno allacciata al seggiolino, così come se i fratelli avessero le cinture di sicurezza. Il gravissimo incidente è avvenuto lungo la statale 51 a Lemagna, sotto al ponte Botteon. 3 i mezzi coinvolti, 2 auto ed un camper. Da una prima ricostruzione della polizia locale, la mamma, con i 4 figli a bordo, stava procedendo verso Vittorio Veneto quando, malgrado la curva e la doppia linea continua, ha tentato di sorpassare il camper di una coppia di bellunesi, ma non si è accorta che la stessa manovra la stava compiendo dalla direzione opposta il 34enne vittoriese al volante della Golf, che stava superando, essendo la sua careggiata, a 2 corsie in quel tratto un'altra vettura. L'impatto violentissimo, la monovolume prima ha urtato il camper, poi l'impatto frontale con la Golf. Lo schianto, le lamiere, le auto ferme in mezzo alla strada, il silenzio dell'ennesima tragedia.